La Giunta regionale del Veneto ha approvato il disegno di legge per la variazione dei confini tra il comune di Vigonza e il comune di Noventa Padovana, includendo in quest'ultimo la frazione di San Vito, una decisione che però dovrà essere avvallata da un referendum tra la popolazione. L'ultima parola spetta dunque a San Viotti, gli abitanti di San Vito. Ci siamo accordati con le due amministrazioni, la Regione è stata molto sensibile e ha modificato questi confini che però devono passare, per fortuna, per un referendum popolare da parte solo dei cittadini di San Vito. E questa è la cosa molto importante perché il futuro di San Vito sarà deciso dai loro cittadini e non da enti sovracomunali o comunali. Quindi è una soddisfazione per tutti perché è il vero esercizio democratico dove i cittadini realmente possono esprimersi per il loro futuro e decidere se vorranno rimanere a Vigonza oppure se venire accolti nel comune di Noventa Padovana. Il passaggio di San Vito da Vigonza a Noventa Padovana si discute da quasi 50 anni, ma solo negli ultimi mesi la vicenda si è concretizzata dopo la raccolta di oltre 500 firme da parte dei cittadini di San Vito e grazie al dialogo avviato tra le due amministrazioni comunali guidate da Gianmaria Boscaro e Marcello Bano, che ha coinvolto per un parere terzo anche il costituzionalista Mario Bertolissi. È stato chiesto dalle due amministrazioni che venga sistemato un errore fatto ancora nel 1854 dagli austriaci quando hanno deviato il corso del Brenta, quindi isolando completamente San Vito da Vigonza, perché ricordo a tutti che da San Vito per andare a Vigonza bisogna che i cittadini passino per un terzo comune che è Padova, cioè quindi un'assurdità, era completamente slegato, mentre i servizi erano tutti qua a Noventa. Ora serve l'approvazione del Consiglio regionale, poi la decisione della data per il referendum, poi il passaggio verrà sancito. Cambia che andremo a formulare una convenzione con Vigonza, non perché sia strettamente necessaria, ma perché reputiamo che sia giusto così, anche per avere un peso in futuro anche decisionale. Per Noventa che acquista 1340 nuovi cittadini, per non dire fratelli, un pezzo di 1,5 km di questo territorio e la rettifica dei confini con alcuni capannoni che noi cederemo invece a Vigonza, quindi andremo a rettificare anche in maniera corretta, diciamo, i confini dei due comuni.